Missione in Israele per il ministro dello sviluppo economico. Tra i dossier più importanti, spiega Giancarlo Giorgetti al TG1, strategie ed alleanze per produrre semiconduttori nel nostro paese. L'inviato a Tel Aviv, Giancarlo Gioielli. La politica industriale è quella che guarda all'oggi ma guarda anche al domani. La missione del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in Israele, paese tra i più tecnologicamente avanzati del mondo, per nuovi accordi sulla produzione di semiconduttori, componenti ormai essenziali per oggetti di uso quotidiano, dagli smartphone alle auto agli elettrodomestici. Le forniture di microchip sono entrate in crisi negli ultimi 2 anni, tra stop alla produzione in Asia per colpa della pandemia e scorte accaparrate dai colossi high-tech. Abbiamo messo a disposizione grandi risorse anche pubbliche per accompagnare gli investimenti. Non possiamo fallire l'appuntamento con quello che è la frontiera tecnologica dei semiconduttori, che è fondamentale poi per tante filiere produttive. Quindi l'Italia ci deve essere e ci sarà. In questa logica, la visita del ministro alla fabbrica israeliana di Tower Semiconductor, acquisita di recente da Intel e alleata dalla nostra STM, perché ora l'Italia punta a diventare più autonoma da paesi lontani. La Cina, per esempio, si muove da tempo per assicurarsi il controllo, soprattutto in Africa, dei giacimenti, dei metalli e altre materie prime alla base dei chip elettronici. Dobbiamo naturalmente sapere che per la produzione di queste componenti poi servono materie prime un po' sparse per il mondo, però non possiamo pensare di avere un'industria dell'automotive funzionante senza avere a monte un'industria semiconduttori. E allora andiamo in Cina adesso, dove Pechino teme di subire un lockdown come Shanghai per poche decine di casi di Covid, lunghe file per il tè.